Situazione meteorologica: l'afflusso di correnti fresche da nord viene sostituito da un richiamo umido via via più impostato sul Mediterraneo centro-occidentale, da cui scaturirà sulla nostra regione l'aumento della copertura nuvolosa e la comparsa delle precipitazioni a partire già da domani. Nuvolosità bassa in estensione pomeridiana ai versanti marittimi del Genovesato, poi sul Levante, Savonese orientale, ma senza fenomeni associati. Copertura nuvolosa in aumento dalla tarda serata un po' su tutti i settori, con ancora qualche schiarita sull'Imperiese. Venti deboli al più moderati da est-sud-est, con locali rinforzi in serata sulle coste di Genova e al largo. Lenta scaduta del moto ondoso con mare poco mosso o mosso su tutti i settori e temperature massime in leggero aumento ma non oltre i 22 gradi. Per domani, mercoledì 29 ottobre, la Limet prevede una copertura nuvolosa in aumento con deboli precipitazioni tra Spezzino e Genovesato centro-orientale, in parziale esaurimento nelle ore centrali della giornata. Cieli nuvolosi o coperti sugli altri settori, dove non saranno escluse deboli precipitazioni intermittenti. Infine, peggioramento serale a partire dall'estremo ponente, con piogge moderate in estensione progressiva verso il settore centro-occidentale. Venti deboli dai quadranti settentrionali in prima mattinata a ponente, deboli al più moderati dai quadranti meridionali dalla tarda mattina un po' su tutti i settori. Mare poco mosso, localmente mosso a levante, temperature in aumento nei valori minimi, massimi stazionario in leggera diminuzione sulle coste del centro Levante.